E direi che possiamo cominciare con l'occasione. Saluto tutti i presenti che sono venuti in questa bellissima sala del Future Center di Telecom Italia per prendere parte a questo convegno che stiamo adesso, che presenteremo poi successivamente con più dettagli. E nel frattempo, per iniziare, per dare un po' l'avvio ai lavori, do la parola al Presidente del Consiglio regionale Veneto, Marino Finozzi. Grazie, buona giornata. Saluto tutti i presenti, in particolare i cittadini e i rappresentanti degli enti locali, soprattutto per coloro che sono arrivati anche da fuori regione. Questo nobilita questa nostra mattinata di dibattito. Il federalismo, si sa, è uno strumento importante perché avvicina i centri decisionali ai cittadini. Quindi quanto più riusciamo ad abbassare i centri di potere vicino al cittadino, tanto più il cittadino riesce a interloquire con chi poi ha il ruolo di decidere. Ma quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare perché il cittadino lo possa fare in maniera efficace, efficiente, perché il cittadino si senta effettivamente partecipe alla vita pubblica? E credo che il dibattito di stamattina servirà anche per approfondire questo importante tema della rete con il quale il cittadino partecipa alle attività della pubblica amministrazione. La Regione Veneto, il Consiglio regionale del Veneto, con l'iniziativa di Terzo Veneto, ha già messo in campo alcune importanti iniziative e strumenti per rafforzare il concetto di e-democracy, per rafforzare la possibilità che il cittadino ha di interloquire quei grossi progetti, quelli importanti progetti che animano la vita dell'amministrazione regionale. Ad esempio, sempre all'interno di questo strumento Terzo Veneto troviamo Nodo. Nodo è il modo con cui il cittadino può partecipare al dibattito e al confronto con importanti iniziative di programmazione, il PTRC, il piano di sviluppo regionale, quelle che sono le basi di indirizzi programmatici che la Regione mette sul campo del proprio territorio. E quindi abbiamo avuto la soddisfazione di vedere ottime performance su questo fronte. Io credo che non sia sufficiente avviare uno strumento che sia solo bidirezionale, nel senso cittadino, amministrazione regionale e viceversa, ma è necessario aprire questa capacità di confronto attraverso una rete diffusa che coinvolge non solo l'amministrazione regionale ma anche le amministrazioni locali come province, comune e tutti coloro che in qualche modo hanno a che vedere con il mettere a disposizione del territorio dei strumenti. Ecco allora questa importante iniziativa Demotopia, che ha appunto questa virtù di creare rete di relazioni in grado di mettere a confronto progetti e iniziative che vanno al di là del puro interesse amministrativo e politico della Regione, ma che crea un'attività di dibattito, di confronto in grado poi di dare indirizzi precisi a chi governa. Quindi ringrazio coloro che stanno adoperando per far sì che questo strumento sia uno strumento efficace, sia uno strumento moderno, uno strumento che tende a far sì che l'idea che la politica sia lontana dal cittadino sia qualcosa che si può superare. Ecco perché abbiamo creduto fin dall'inizio su questo strumento. Io mi auguro che il dibattito di oggi sia un dibattito
che permetta a noi come Consiglio regionale di capire se stiamo andando verso la strada giusta, attraverso i vostri interventi, attraverso gli interventi dei relatori che via via nel programma si susseguiranno, e ci darà la possibilità anche di conoscere alcune esperienze che magari attraverso la vostra presenza metterete a confronto. Quindi ecco, dando l'avvio ai lavori di questo importante convegno, ringrazio ancora i miei collaboratori, tutti coloro che per quanto riguarda lo strumento Terzo Veneto si adoperano ogni giorno perché sia efficace ed efficiente, perché dia a noi politici la possibilità di sentire con maggiore concretezza e maggiore sensibilità ciò che accade attorno e ciò che il territorio esprime. Vi auguro veramente un buon lavoro a tutti.